Andiamo a Napoli perché oggi dicevamo è la giornata mondiale del caffè, una grande festa. Lì c'è la nostra Raffaella Longobardi. Quanti caffè hai bevuto da stamattina? Uè, ciao Roberto, ciao Lorella. Ciao Raffaella. Vi porto a Napoli, però prima saluto l'ultimo Pulcinella, l'attore Angelo Iannelli, e guarda che piazza, Lorella, piazza del Plebiscito e Palazzo Reale. Prima di entrare nel Tempio del Caffè, qual è il segreto di Pulcinella del caffè? Il segreto di Pulcinella, volete sapere? Ma sarà l'aria, sarà l'acqua, sarà il condimento, ma il segreto è che noi napolitani quando facciamo il caffè ci mettiamo l'amore. Hai capito? Il sentimento. E venite a Napoli e facciamo cultura. Bravo. Allora qui Alberto ride. Quindi No, Raffaella, sai perché qui abbiamo rido? la classica Rido perché vedo che ti senti proprio a casa, sei proprio dentro a casa tua. a casa. È vero? Ma io qui potrei stare fino a dopodomani, è vero Alberto, tu che mi conosci lo capisci. Allora ti presento la moka, che tutti conoscete, la classica moka del caffè. Accanto a me Michele Sergio, terza generazione di amanti del caffè, che ci parla della cucumella. Che cos'è la cucumella? La cucumella è la prima caffettiera moderna che supera il sistema infusione turco. Grazie a questo il filtro, quindi si metteva l'acqua nella caldaia, il filtro e poi si chiudeva così. Ma il segreto per fare un buon caffè con la cucumella me l'ha detto il tuo Gennaro prima. Qual è? Diciamolo. Sono due i segreti, l'acqua e la miscela che deve rispettare la tradizione napoletana. Ecco. Ma anche mettere un cucchiaino di caffè nell'acqua. Quello è un segreto che non volevo dire, vabbè. Io te l'ho detto. L'abbiamo Io detto. sono Pulcinella con tutti i segreti. E poi l'ultimo segreto è il cuore, che a Napoli diciamo o cuore. Ocore, killo sempre. Poi continuiamo Alberto, qui abbiamo il famoso caffè sospeso, famosissimo a Napoli, ce ne parla il professor Antonio D'Addio. Qual è questa usanza e da quanto tempo che c'è? Allora, questa usanza è antichissima, risale alla seconda guerra mondiale, testimonia proprio la generosità e la carnalità dei napoletani. Questa macchinetta è all'ingresso accanto alla cassa, il cliente viene, chiede due scontrini, uno per sé e uno lo fa sospeso, lo mette in questa macchinetta, in modo tale che se nel corso della giornata viene qualche persona bisognosa in difficoltà, Anonimo, capito la gentilezza dei napoletani? il caffè viene offerto da questo generoso cliente. Poi nel mondo del caffè, famosissima la canzone. Qui ho un maestro grandissimo, un grande cantante napoletano. Maestro, prego, si presenti. Mario Terrano. Mario Aterrano, un tris di canzoni storiche che contengono il tema del caffè. Ma così modo è brigida, tazze caffè parite, sotto tenuto zucchero e in coppa amaresita, ma hai tanta caccia avuta e tanta caccia gira, o dolce sotto la tazza fino a mocca ma da arrivare. E vai, Va bene, bravo! ci siamo. Non posso non finire con questa macchina, che è la macchina che c'era negli anni 30, Gennaro, che sono 50 anni oggi che fa caffè, vero? Sì. Bene. Allora, questa è la prima macchina del Novecento Sì, che ha bellissima. fatto i primi caffè. Figurati, c'è una cosa, che nel 36 questa macchina scoppiò. Scoppiò la macchina nel 36, hai capito Alberto? E da lì, La con la macchina nuova scoppiò. tecnologia, fece una macchina più sicura. La macchina hashtag, la macchina scoppiò. Sì, però questa cosa qua che veniva, questa è una macchina molto particolare. Anticamente c'era ci fu molta bravura per fare il caffè vicino a questa macchina. Immagino, queste sono le varie miscele, Sì, come si questa abbiamo capisce? una miscela 25% robusta e 75% arabica, che è questa qua. Poi abbiamo 100% arabica del Guatemala e abbiamo qua crudo, che è un Santos, miscela. arabica Santos. Chiudiamo proprio dulcis in fundo con il Mi caffè sarebbe bene. turco. Scusa maestro, scansati. Ecco, Raffaella, però non lo Buongiorno. spingere il maestro poverino, Gli hai dato proprio uno spintone, povero maestro. Non è vero, bugiardo. Allora, Sono Said. Said, spiegaci il caffè turco che Alberto a casa lo vuole fare stasera. Questo è il caffè turco, si fa sulla sabbia.
Questa è sabbia della spiaggia di Napoli, diciamolo. Sì, si fa sulla sabbia bollente, Sì. mettiamo l'acqua a 60 gradi, dopo mettiamo il caffè. Il caffè per sciogliere un po' fra 3 e 4 minuti. È E dopo facilissimo sto muoviamo- caffè da Molto fare, forte, Raffaella, però, molto questo. facile, pratico, facile, velocissimo, cioè quelle non cose vediamo che tu l'ora, anche noi, però un caffè ci starebbe Ma bene vuoi sapere, adesso. visto che ho Al i più vetro grandi o in esperti tazza? di... Raffaella, Dimmi cara, non caffè ti sento dico bene, al dimmi vetro tutto o in Lorella. tazza, perché questo proprio è interrogativo. Ecco, il caffè, Gennaro, venga qua che lei è l'esperto, chiede Lorella da studio, è meglio berlo in tazza o in vetro? Sono due gusti differenti. Quello lo sappiamo, qual è meglio? In tazza, assolutamente. In tazza, In tazza. tazza di porcellana, di quelle belle. Che vero? differenza c'è? In camera calore e così riesce a degustare di più. Che differenza c'è, chiede Lorella? Sì, perché la tazzina riesce a racchiudere più l'aroma del caffè, mentre la tazzina di vetro riesce a sprigionare di più. E allora quando lo si beve già è sprigionato il caffè con gli aromi e tutto. Mentre la bene. tazzina è bollente e racchiude tutti i sapori del caffè. Allora, Grazie, si bevono grazie, 70 Raffaella. di caffè al giorno in tutto il mondo. Ecco Ciao, qui. grazie, Ciao, buon grazie. caffè che ci vorrebbe. Voi quanti ne bevete al volo? Oggi che il 95% degli italiani beve caffè la mattina, io ne bevo 2, uno appena sveglia e uno verso metà mattinata. Nessuno? Io non No bevo. coffee? No, io No, 3 la sono mattina. desolato. Come faccio? No, vabbè, Io non ognuno. potrei, 3 caffè, ta, ta, 3, ta. anch'io. Solo la 3. mattina però. Solo la mattina. Poi dopo le di 2 fila. basta.